casa Juve scoppia il caso Rabiot. Insieme ad Higuain, l'ex Paris Saint-Germain non è ancora tornato a Torino, ma se il Pipita potrebbe rientrare a settimana inoltrata, Rabiot non avrebbe ancora comunicato i suoi programmi alla società, che non avrebbe gradito questo comportamento. Intanto alla Continassa hanno lavorato Pjanic, Bonucci, Quadrado, Bernardeschi, Chiellini, De Sciglio, Betancourt e Ramsey. Non è ancora tempo di allenamenti, invece, per gli stranieri rientrati negli ultimi giorni a Torino, come Ronaldo, Matuidi, De Ligt, Khedira, Alexandro, Douglas Costa e Danilo, che stanno osservando i 14 giorni di isolamento imposti dalla legge. La Liga vuol tornare in campo a breve e, come riferisce il quotidiano spagnolo AS, la data fissata è quella di venerdì 12 giugno. La maggior parte dei club ha ripreso l'attività, rispettando i protocolli, e lavora per farsi trovare pronta tra un mese. L'intenzione è quella di concludere il campionato disputando le ultime gare a giugno e luglio, mentre ad agosto si giocherebbe la Champions League. Buone notizie in casa fiorentina. Franck Ribéry è risultato negativo sia a tampone che a test sierologico. A renderlo noto la società viola, che venerdì ha accolto l'attaccante francese di rientro da Monaco di Baviera, dove ha trascorso con la famiglia il periodo di lockdown. Ribéry ha effettuato gli esami a Firenze nella propria abitazione subito dopo l'arrivo in Italia. Adesso, salvo nuove disposizioni, dovrà osservare il periodo di quarantena. Il presidente del Lione aveva annunciato che la sfida di ritorno di Champions League con la Juventus si sarebbe giocata il 7 agosto a Torino, una data subito smentita dalla UEFA, e ora anche il club francese deve fare retromarcia con un comunicato in cui si legge: l'Olympique Lione precisa che la data della partita Juventus-Lione, valida per la fase a eliminazione diretta della Champions League, non è stata ancora fissata, contrariamente a quanto precedentemente indicato. La data degli ottavi di finale dovrà essere fissata come parte del programma finale del torneo di Champions League, che verrà annunciato direttamente dalla UEFA a breve.